Il ponte della Veneggia ovviamente rimarrà chiuso, stiamo approntando tutti i piani del traffico e presumiamo che rimarrà chiuso il luglio e agosto, nel momento in cui non ci sono scuole e alcune fabbriche sono chiuse. I lavori della discordia, quelli attesi da anni per il consolidamento dello storico ponte della Veneggia, dal quale nel 2018 volò un furgone della BRT e l'autista che era al volante perse tragicamente la vita. Il manufatto vetusto con i parapetti bassi si trova in una delle vie più trafficate di Belluno, tra via Vittorio Veneto e via Tiziano Vecellio. Alla notizia che l'intervento di consolidamento oramai è prossimo, le opposizioni a Palazzo Rosso si sono scatenate chiedendo soluzioni per la viabilità alternativa e di valutare ipotesi per l'installazione di un manufatto provvisorio. A queste domande dei capigruppo di minoranza l'assessore ai lavori pubblici Giannone così ha risposto. È il momento migliore per poter chiudere quel tratto di strada, importantissimo per la viabilità cittadina, ma è anche importantissimo metterla in sicurezza visto gli ultimi accadimenti. Di fianco al ponte sarà realizzata una pista ciclopedonale. L'importo complessivo dei lavori non più rinviabili sfiora i 900.000 euro. L'appalto è già stato affidato e sono iniziati gli incontri con Dolomiti Bus. Abbiamo fatto con Dolomiti Bus tutte le prove per vedere gli autobus se riuscivano a passare nella viabilità alternativa, che è quella di via Ugo Neri, la strada interno a Veneggia, e le prove hanno dato esito positivo. Adesso ovviamente dobbiamo rapportarci con la prefettura perché questo interesserà tutta la città e i comuni limitrofi, ma anche la provincia. Prevista la deviazione del traffico per gli autoarticolati, un piano del traffico particolareggiato elaborato con la polizia locale che sarà presentato alla prefettura entro un paio di settimane. Mettiamo in sicurezza il ponte che non era mai stato neanche progettato, la sicurezza di quel ponte, noi siamo riusciti a progettarla e a vincere il bando, e la sicurezza della strada, del marciapiede e del ciclopedonale che va verso Ponte nelle Alpi.